We all come into this world lucky ones. Find that someone who lights a fire in you. When you share that first dance, you begin to realize two have become one. For the rest, it's hard to understand. Some things you have to feel for yourself. Ed oggi siamo ritornati a scuola, una scuola un po' diversa, una scuola che sicuramente piacerà anche a me e anche a voi, una scuola di meccanico da pista. Ma adesso venite con me che vi porto a scoprire appieno in cosa consiste. Ed eccoci qui ragazzi all'interno della stanza dei giochi dell'Opificio delle Abilità. Oltre ad offrire tantissimi corsi sovvenzionati con lo Stato, che vi lascio qui sotto nel link in descrizione, l'Opificio delle Abilità offre questo fantastico corso di meccanico da pista. In poche parole sarete immersi completamente in un team racing. Il corso consiste nell'utilizzare un po' tutte queste apparecchiature che vedete alle mie spalle, tra saldatrici, tornio, ma senza che vi riempo di chiacchiere. Vieni con me che ti porto subito a conoscere Antonio che sta lì e dato che mi sono portato un po' tutta YouTube Campania, se lo sono rubati e si stanno vedendo il motore di un F3 smontato, ma andiamo a vederlo anche noi. Ragazzi, colgo l'occasione per presentarvi Antonio, lui è l'ideatore di tutto questo ambarabà che vedete qui in giro. Questa sala giochi, dai. Bravissimo. Da come potete capire è anche lui un appassionato, anche lui corre in pista, è proprio dalla sua passione che è nato tutto ciò. Il corso verrà organizzato secondo una forte componente sia teorica che pratica, però alternandole in maniera dinamica, in modo da non annoiare la parte che stai sempre seduto in aula e poi vai invece in pista. Vi porterà in pista con lui a vivere le esperienze appieno insieme ai piloti. Se dovete fare i meccanici, non potete fare i meccanici in una stanzetta chiusi solo con la teoria, dovete avere il succo, cioè volete quello bello nelle mani, e quindi lui vi porterà tra Misano, Vallelunga e Mugello, e il Mugello con lui, più belle d'Italia, dai. Accompagnati per il campionato italiano. Sì, per la Coppa Italia. La Coppa Italia insieme al nostro team, il J-Angel Racing Team, che è già schierato nel CIV con Emanuele Puscetto. Assisteremo lui e altri piloti nelle classiche dinamiche di gara, quindi dalla preparazione della moto, dalle prove libere, qualifiche, fino ad arrivare in griglia. È possibile riuscire a capire che cosa fa veramente un meccanico da pista, che non è lo stesso meccanico che ti fa il tagliandino alla motocicletta che usi per strada, perché funziona tutto quanto in maniera differente. Andrete a toccare tutte quelle parti fondamentali di noi smanettoni, cioè quindi sospensioni, telemetria, quindi anche andiamo a capire come... Sì, tutta la parte elettronica con l'acquisizione dati e la lettura degli stessi. A parte ciò ragazzi, prima di andare a Vallelunga, perché noi tra poco saremo lì, questo corso vi offre la possibilità di trovare già lavoro. Lavorando all'interno dei team, se siete ragazzi svegli, parliamoci chiaro, avrete già la possibilità di stare a contatto con chi li comanda, con chi li gestisce, e quindi avete l'opportunità già di essere inseriti in un ipotetico posto di lavoro. Poi, se siete appassionati, avete fatto bingo. Ragazzi, è un'occasione che non va persa. Sono quei corsi che servono a darvi una formazione per un posto di lavoro. Noi ci becchiamo a Vallelunga tra qualche secondo, a noi tra qualche giorno. Ed eccoci arrivati a Vallelunga ragazzi, potete vedere un po' i mezzi che abbiamo. Partiamo dal presupposto che già abbiamo conosciuto un bel po' di piloti, è un'emozione fortissima già solo stare nei box e vivere appieno tutta l'esperienza. Ma adesso facciamo parlare un po' Marco, che è il meccanico dell'Opificio delle Abilità e sicuramente ci saprà dire al meglio quello che fa un meccanico che affianca un pilota in pista. Innanzitutto dobbiamo farlo stare sicuro in tutte le circostanze, prima che parta,
parte per il turno, quando appena rientra, mentre gira ci deve essere un'ottima comunicazione dai box. Cioè deve avere la massima fiducia nel meccanico. Ci deve essere la fiducia, un'ottima comunicazione, un'intesa, sia per performance che per quanto riguarda la sicurezza in sé per sé. Certo. Andiamo ad intervenire per quanto riguarda l'impianto frenante, la temperatura delle gomme, accortezze che servono a non creare problemi durante il turno di prove. Per i mezzi più complicati, più performanti, abbiamo un'acquisizione dati che ci permette di monitorare tutti quanti i valori interni del motore, la fase dinamica della moto. Perfetto. Quindi effettivamente sappiamo un attimo se le sensazioni del pilota sono vere o... Proprio con la telemetria uno riesce a capire anche se il pilota dice guarda io ho frenato ma la moto non mi frenava, riusciamo a capire anche quanta forza certo. ha messo per frenare. Abbiamo una vastina di sensori immensa, la pressione del freno, quanta escursione può fare la leva del freno, quanta escursione fa la forcella, quindi effettivamente capiamo se sta dicendo una bugia o meno. O soltanto se ha bisogno di un qualcosa che lui non sa esternare, no? Sì. Quindi nel momento in cui abbiamo una circostanza del genere capiamo ok, lui sente questo ma ha bisogno di altro e gli andiamo incontro. E che dire ragazzi, finisce anche oggi questa fantastica esperienza in pista. Spero di essere riuscito a trasmettervi tutte le emozioni che si provano ad affiancare un pilota, tutta l'adrenalina che si prova a stare in un circuito come questo, e se volete vivere anche voi un'esperienza simile, volete anche voi intraprendere una carriera nel mondo moto e nel mondo dei motori, vi lascio il link in descrizione. Per qualsiasi informazione potete contattare direttamente l'opificio delle abilità. Noi ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao!